Ecco, abbiamo visto che alcuni alunni del liceo Empedocle hanno intervistato Dacia Maraini e un corso di giornalismo che vi state apprestando a fare come liceo. Ecco, è la prima volta che intervistate un personaggio di questo livello culturale. Ecco, che sensazioni, che impressioni ha avuto? Allora, l'emozione è stata grandissima, ve ne siete accorti tutti, è stato emozionante intanto proprio avere l'opportunità grande, unica e irripetibile di incontrare un personaggio come Dacia Maraini, e a questo si è aggiunta l'emozione di vedere l'impegno che gli alunni del corso di giornalismo hanno messo per poterla intervistare, la passione, la serietà e la gratitudine che hanno nei confronti di un'opportunità che probabilmente non rivedranno mai, riavranno più che rivedranno. Sì. Ecco, quanti sono i ragazzi, come si approcciano i ragazzi a questa iniziativa? I ragazzi sono tantissimi, abbiamo iniziato l'anno scorso quasi per gioco, possiamo dire, ma il progetto sta crescendo tantissimo. Sono 43 ragazzi, abbiamo scelto di lavorare per classi aperte proprio per permettere di creare ponti tra biennio, triennio, classico e musicale, permettere loro proprio di confrontarsi e di arricchirsi, mettendo a disposizione ciascuno il talento che lo contraddistingue. Ecco, le istanze che arrivano dai ragazzi in questo senso quali sono? Ecco, lei come docente. I ragazzi hanno voglia di essere protagonisti del loro percorso, questo l'ho detto tante volte perché ne sono fermamente convinta, e hanno voglia di agganciare quello che studiano alla realtà, e quindi il corso di giornalismo, il progetto giornalismo diventa un canale privilegiato per poter fare questo, che fornisce anche gli strumenti per in qualche modo leggere anche criticamente tutto quello che ci circonda.